Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda, in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Inizia la settimana di Ferragosto, la Regione sta reagendo alla novità del Green Pass, più o meno come sta reagendo tutta la nazione. Infatti cominciamo il nostro Focus TG con una nota d'agenzia arrivata davvero pochi istanti fa, perché il ministro Speranza ha detto che sono stati 20 milioni i Green Pass scaricati negli ultimi 3 giorni. Lo rende noto appunto il ministro della Salute Roberto Speranza in un post sul suo profilo Facebook. 20 milioni di Green Pass scaricati negli ultimi 3 giorni, dice questo post. È un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro paese alla lotta contro il Covid. Apriamo con questa notizia perché il Green Pass sarà quasi certamente il tema di giornata. Lo sarà anche all'interno della conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che sarà in diretta qui con noi dalla sede della Protezione Civile di Marghera per fare il punto della situazione, perché da una parte aumentano i contagi, non sono numeri che possono in questo momento far davvero preoccupare, visto tutto quello che è successo finora. Non sono numeri che mettono in crisi la sanità, però i contagi aumentano ovviamente i vaccini, aumentano a dismisura i tamponi, tanto che è nata una polemica veramente feroce su quello che è successo soprattutto fra venerdì e sabato, ma immaginiamo anche domenica. Stiamo aspettando i dati adesso in arrivo, ovvero centri tamponi presi letteralmente d'assalto da centinaia, a volte migliaia di persone che volevano il tampone, essendo non ancora vaccinate, per poter andare al ristorante nel fine settimana, per andare a vedere una mostra, per fare qualcosa di quello che è previsto nella lista con il Green Pass. Questo ha mandato in tilt in alcune situazioni i centri tamponi, tanto che poi magari vediamo, risentiamo le loro voci. Gli infermieri si sono lamentati, c'è stata una presa di posizione durissima di un sindacato di categoria che dice così non si può andare avanti, quindi è plausibile che oggi nella conferenza stampa di Zaia arrivino novità anche su questo argomento. È plausibile che nelle conferenze stampa indette per domani da tutte o da quasi tutte le ULSS del Veneto arrivino notizie su questo argomento, che insomma è molto molto importante. Noi come sempre ci colleghiamo con le nostre redazioni. Dovremo riuscire a parlare sia con Vicenza che con Padova per fare un po' il punto della situazione, capire come è andata nel fine settimana nelle due città, nelle due zone di riferimento. Noi abbiamo anche la redazione di Bassano che sta uscendo proprio per coprire questi temi, quindi nei telegiornali di questa sera vi daremo ampio spazio a questa parte a queste notizie davvero importanti. Allora vediamo che al momento non abbiamo informazioni sui collegamenti, quindi non possiamo fare altro che fare un po' del riassunto di quello che era successo nelle cosiddette puntate precedenti, e vediamo la corsa ai tamponi, gli infermieri sul piede di guerra per quanto riguarda l'area vicentina. Gli infermieri sono stati assunti per garantire il diritto alla salute delle persone, cosa che abbiamo garantito per 1 anno e mezzo, con enormi sacrifici, a costo anche della nostra salute. Oggi ci viene chiesto di garantire il diritto al divertimento. Pensiamo che non sia il nostro ruolo, pensiamo che se non ci sono decisioni regionali nel merito di far pagare comunque il tampone a chi vuole divertirsi e non si è vaccinato, noi andremo allo sciopero. Ad annunciare la possibilità di uno stato di agitazione degli infermieri dei centri tampone qualora non si trovi una soluzione a breve è il segretario provinciale del Nursind di Vicenza, alla luce della corsa al Green Pass attraverso il tampone cominciata a seguito dell'obbligatorietà della certificazione per accedere ad attività al chiuso, dai ristoranti ai cinema alle palestre o piscine e agli eventi. Fa leva su ritmi e condizioni di lavoro. Da ieri sono pietose. C'è gente che non si è fermata nemmeno per andare in bagno, siamo dentro a un camice con queste temperature in cui perdiamo litri e litri di sudore e riusciamo a malapena a bere. Allora io penso che queste condizioni di lavoro siano condizioni da stato emergenziale.
Dall'altro lato la vaccinazione come strumento per il rilascio del Green Pass. In molti oggi in fila al punto tamponi hanno già fatto entrambe le dosi o hanno prenotato il loro turno per vaccinarsi a fine mese. Ho vaccinato, ho fatto entrambe le dosi e niente, ho fatto il tampone per sicurezza. Poi abbiamo già prenotato il vaccino, ma ci vorrà un po' di tempo poi per avere il Green Pass, quindi faremo un po' di tamponi in questo mese. Il Green Pass per il concerto? Si è richiesto l'accesso con Green Pass o con tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore. Ti farai il vaccino o te lo sei già fatto? Sì, sono in lista. Infine l'Ulsotto annuncia che domenica 8 agosto al punto tamponi di Torri di Quartesolo saranno svolti alcuni lavori al fine di ampliare gli spazi interni, così da favorire il distanziamento anche in presenza di un afflusso di utenze elevato. Il servizio tamponi sarà garantito anche con accesso diretto, ma è consigliata la prenotazione attraverso il portale. Naturalmente questo era un servizio che annunciava quello che sarebbe successo nel fine settimana, perché quello che è successo davvero nel fine settimana lo stiamo raccogliendo adesso con i nostri giornalisti. Ad esempio ci comunicano che nel centro tamponi del Bassanese, del San Bassiano, non c'è una lunga fila come si è visto sabato, come si è visto venerdì. Questo naturalmente perché probabilmente oggi il Green Pass non serve per il fine settimana. Sono temi molto complessi, questa è un'ipotesi naturalmente. Sentiamo Vicenza, perché c'è la nostra Gabriella Basso che magari ci può dare informazioni diverse per quanto riguarda l'area iberica. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Intanto bisogna dire che questo fine settimana ha portato a diversi ricoveri in ospedale all'Uslotto Berica e al San Bortolo in modo particolare. Abbiamo ricoverate 9 persone, sono fondamentalmente tutti non vaccinati, anche un ragazzo del 98, quindi sui 23 anni, quindi persone giovani. Sono 9 ricoverati sono tra la terapia, uno in terapia intensiva, alcuni sono in malattie infettive ed altri in pneumologia, quindi sono persone comunque che hanno bisogno di assistenza respiratoria. Questo dà l'idea di quella che è la situazione e il timore è che dopo il 15 di agosto ci sia una nuova e più importante impennata di ricoveri proprio di soggetti che comunque hanno fatto le vacanze, perché al di là di fare il tampone 48 prima, questo non esclude mai averlo in quel momento la positività, ma non lo esclude dopo, e quindi il rischio di rientro da luoghi di vacanza dove mai ci sono stati assembramenti, feste, incontri con altre persone e tornare ad essere positivi è molto elevato. L'ospedale si sta preparando anche per liberare nuovi posti letto in modo da essere pronto eventualmente a affrontare questa nuova emergenza. Gabriella, com'è andata? Sappiamo già com'è andato il fine settimana per quanto riguarda i Green Pass, nel senso era il primo fine settimana con questa importante novità, ci sono stati problemi, ci sono state multe, ci sono stati litigi magari o tensioni fra i locali e i clienti? Beh, guarda, proprio sì, abbiamo appena raccolto adesso la testimonianza di una titolare di un locale che si è vista proprio domenica in più momenti arrivare dei soggetti, persone Novax, non vaccinate, che hanno insultato i clienti del bar che erano lì seduti e volevano scatenare proprio la reazione, tanto che poi insomma alla fine si sono allontanati, ma la titolare ha dovuto chiamare le forze dell'ordine che ovviamente adesso prenderanno delle misure. È stata veramente una situazione molto incresciosa, ci ha raccontato, perché veramente sono stati molto forti, aggressivi, cercavano in tutti i modi di creare il caso e di provocare una reazione violenta o aggressiva da parte della titolare e dei clienti. Ecco, ci risulta questo al momento, perché dobbiamo ancora sentire la nostra redazione padovana, l'unico caso del genere nelle aree che seguiamo. A Bassano non ci risulta sia successo, però insomma i nostri colleghi se ne stanno occupando adesso, quindi si spera che non diventi un esempio questo, che non diventi solo il primo di una serie di questi casi, perché vorrebbe dire anche tensioni sociali e la cosa non sarebbe affatto positiva in questo momento. Infatti anche perché le accuse lanciate da queste persone, una quindicina in realtà, che si sono ritrovate davanti a questo locale, perché la titolare è una persona che parla anche spesso con la stampa e quindi è praticamente particolarmente nell'occhio del ciclone, particolarmente visibile, e quindi l'hanno proprio aggredita e hanno accusato praticamente le persone che erano lì, che erano vaccinate, di fargli perdere il lavoro. C'era anche addirittura un insegnante che ha gridato contro un cliente dicendogli lei è colpa sua se io perderò il lavoro
a settembre. Quindi questo dà l'idea della tensione anche sociale che rischia di scatenarsi, e che adesso è così e siamo in estate. Il timore, dice anche la stessa titolare, cosa sarà in autunno, che magari appunto si dovrà stare al chiuso, sarà più difficile offrire anche un servizio all'esterno alle persone. Effettivamente tutto questo va visto in una prospettiva autunnale di cui non possiamo sapere nulla in questo momento. Gabriella, noi abbiamo la pubblicità che incombe, ti chiedo al volo se abbiamo cronaca già assegnata o se vediamo tutto nel TG di stasera. Vediamo tutto nel TG di stasera, possiamo solo annunciare che comunque le forze dell'ordine stanno lavorando alacremente per individuare quelli che sono gli artefici degli atti di vandalismo nei confronti di bellissime macchine in varie zone, vie della città di Vicenza, che hanno fatto diversi danni. Allora, tutto il resto, come dicevamo, lo vediamo nel TG Vicenza questa sera, che sarà pieno di notizie come sempre. Noi ringraziamo Gabriella Basso per questo collegamento. Se ci sono novità non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Torniamo in studio per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo e fra 20 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito come è andata Vicenza nel primo fine settimana con il Green Pass, situazioni che insomma potevano diventare anche complicate, invece non ci sono stati problemi. Non ci risulta che ci siano state neppure piogge di multe o simili da parte delle forze dell'ordine. Allora, da Vicenza noi passiamo a Padova perché abbiamo la possibilità di collegarci in questo momento al volo, vediamo che si stanno organizzando, con Valentina Visentin e Cristian Roque Allende. Facciamo un collegamento volante proprio fuori dalla redazione per sentire com'è andata a Padova il primo fine settimana. Tra l'altro Valentina Visentin, che ha anche seguito per noi la manifestazione No Green Pass di sabato pomeriggio a Padova. Quindi Valentina, buongiorno, raccontaci prima di tutto della manifestazione di sabato e poi com'è andata nel fine settimana a Padova. Sì, buongiorno Ferdinando, abbiamo seguito sabato sera la manifestazione, diciamo all'inizio erano 1 migliaio di persone, poi via via il corteo si è ingrossato fino a toccare circa 4.000 presenze, una manifestazione, appunto non ci sono stati momenti di tensione, una manifestazione che come al solito ha visto gli slogan libertà, no Green Pass, giù le mani dai bambini, e tanti erano in effetti anche i bambini che si sono visti sfilare in prima fila insieme ai genitori e a tante persone appunto che hanno manifestato contro il Green Pass, contro il governo, simboli religiosi, ma anche si è notata una svastica con una scritta contro il governo, quindi un corteo variegato e molto probabilmente potrebbero scattare delle multe per il mancato uso della mascherina, circa una decina quelle che dovrebbero arrivare in queste ore, ma potrebbero essere molte di più. Non ci sono invece denunce perché questa volta il corteo era stato autorizzato dalla questura, mentre la prima volta non era stato autorizzato. Questa volta la manifestazione aveva ricevuto il lasciapassare della questura, però molti non hanno osservato quelle che sono le norme anti-Covid, come il distanziamento e l'utilizzo della mascherina anche all'aperto in caso di assembramenti. Valentina, ti chiedo un'informazione, perché qualche giorno fa durante una manifestazione i giornalisti del gruppo Media Nord-Est, i tecnici, la troupe che stava seguendo questa manifestazione erano stati insultati da parte di alcuni manifestanti, c'erano stati momenti di tensione, poi tutto quanto ripreso da un editoriale del nostro direttore Luigi Bacialli, che ha annunciato anche denunce per chi si è reso responsabile di queste intemperanze nei confronti di chi stava facendo il proprio lavoro come i nostri giornalisti. Ci risulta che invece sabato non ci siano stati attriti di questo genere. No, nei confronti dei giornalisti non ci sono stati insulti, ovviamente i manifestanti non avevano piacere di farsi intervistare, ma almeno non hanno insultato i giornalisti, anche se comunque tra gli slogan della manifestazione molti anche che definiscono fake news i dati che vengono dati, insomma.
quindi comunque un atteggiamento non aperto alla stampa, ma certo. non è stato ostile sabato scorso, non abbiamo ricevuto insulti. Naturalmente diritto di tutti scendere in piazza, diritto di tutti anche di non farsi né intervistare né comunque avvicinare dalle nostre microfoni e telecamere, e poi c'è modo e modo di rispondere a chi, ripeto, sta facendo solo il proprio lavoro. Valentina, abbiamo poco tempo perché stiamo per andare in pubblicità, però ti chiediamo come è andata nel fine settimana a Padova con questa novità del Green Pass. Allora, ovviamente è partito il Green Pass, l'abbiamo detto nei bar e ristoranti, complice l'estate e tanti plateatici, perché come ben sapete il Comune di Padova ha agevolato i plateatici per tutti i bar e ristoranti che ne hanno la possibilità, e quindi diciamo è stata un'introduzione soft almeno per bar e ristoranti, perché essendoci tantissimi tavolini all'aperto, in molti hanno preferito appunto cenare o consumare seduti all'aperto, e quindi in questo caso non è necessario il Green Pass, che è invece necessario per molte attività culturali, come abbiamo visto i concerti, il teatro e il cinema, i musei, dove invece viene esibito con molta regolarità da tutti i turisti stranieri e anche italiani che hanno frequentato in questo fine settimana i musei della nostra città. Tra le altre cose, proprio parlando di turisti, ci sono dei dati molto confortanti per il turismo padovano che arrivano da Confesercenti, perché pensate che attualmente in questo fine settimana di agosto c'è il 70% degli alberghi padovani prenotati, una cifra che aumenta poi per il fine settimana di Ferragosto, quindi nel prossimo weekend si arriva addirittura ad una copertura di prenotazioni dell'80% delle stanze di albergo padovane e del 90% delle stanze di albergo delle terme, il comparto termale, come più volte abbiamo raccontato in questi mesi, è stato profondamente segnato dal Covid e dal lockdown. Insomma, questo dato incoraggiante del ritorno dei turisti, insomma, fa ben sperare che anche questo settore possa ripartire. Noi abbiamo già il servizio che avete preparato con la redazione padovana, lo vediamo subito dopo la pubblicità. Allora Valentina, intanto grazie per queste informazioni. Abbiamo già notizie di cronaca o vediamo tutto il resto questa sera nel TG? Allora, due notizie al volo di cronaca, una riguarda un incidente stradale che è avvenuto a Casale di Selvazzano, dove c'è una donna ferita, sono intervenuti i pompieri che hanno messo in salvo. Tra le altre notizie di cronaca è stata scoperta invece dall'Agenzia delle Dogane di Padova un'evasione fiscale che riguarda un'azienda della provincia che si occupava di affitto di imbarcazioni di diporto, e hanno scoperto un'evasione di oltre 1,5 milioni di euro. Quindi non si ferma neppure nella settimana di Ferragosto la cronaca, abbiamo sempre tantissime cose da raccontare, le raccontiamo grazie ai nostri giornalisti, grazie ai nostri operatori, ai nostri tecnici. Valentina, grazie per questo collegamento, se ci sono altre novità non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Buon lavoro. Torniamo in studio per, prima di andare in pubblicità, vediamo un'immagine di questo incidente, perché sono già arrivate le foto da parte dei vigili del fuoco. Vediamo l'auto ribaltata, questo è l'incidente di Caselle di Selvazzano, vigili del fuoco in azione. Non ci risulta che la persona rimasta coinvolta in questo incidente abbia riportato traumi gravi, vedete naturalmente la targa è stata cancellata, quindi non ci sono neppure rischi da questo punto di vista. Poi tutto il resto, tutta la dinamica e quello che è successo poi lo vediamo nel TG di stasera. Noi ora facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria con la regia di Fabio Verin. State con noi perché torniamo fra pochissimo e alle 12:30 c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi. Allora, alle 12:30 arriverà la conferenza stampa di Luca Zaia in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Noi siamo già collegati e fra poco avremo anche il governatore. Prima di andare a Marghera, però, vediamo il servizio che era stato annunciato dalla nostra redazione di Padova sulla ripresa del turismo, con gli hotel padovani prenotati all'80% per Ferragosto.
È stato tra i settori più penalizzati nei mesi di lockdown. Ora il turismo sembra essere ripartito alla grande con numeri che ricordano quelli pre-pandemia. Nel prossimo fine settimana le camere di hotel occupate a Padova saranno oltre l'80%, numeri che lievitano al 90% se ci spostiamo nelle vicine strutture termali di Abano e Montegrotto. Il fatturato atteso per i prossimi weekend è pari a 3,5 milioni di euro. Un mese di agosto ottimo, ma anche a luglio i dati sono stati in crescita con il 70% delle camere occupate in modo quasi costante. I numeri sono quelli dell'Osservatorio economico della Confesercenti del Veneto Centrale, che ha analizzato i dati resi disponibili dalle principali agenzie di viaggio online, da cui risulta che ad una settimana da Ferragosto sono già occupate nelle province di Padova circa il 70% delle camere. A queste si devono aggiungere quelle last minute per il prossimo weekend. La vera differenza rispetto al 2020, che per numeri è stata un'annata molto diversa da quella attuale, sta nella tipologia di permanenza del turista, che si è accorciata, spiegano da Assotel Confesercenti. Prima le famiglie si fermavano da 2 a 3 notti, mentre ora Padova è diventata un crocevia. I turisti stranieri per lo più sono svizzeri, austriaci, belgi, francesi, olandesi e bulgari, pochissimi tedeschi, controtendenza con la tradizione, ma sono tornati soprattutto i turisti italiani che scelgono il turismo di prossimità. I dati sono buoni e le associazioni di categoria sperano che con la recente nomina di Padova Urbs da patrimonio UNESCO possano addirittura migliorare. Risulta che comunque in tutto il Veneto molte città, abbiamo visto l'esempio di Bassano solo qualche giorno fa, stiano tornando ad essere un punto di riferimento fondamentale per il turismo che si è mosso in modo davvero importante anche nel fine settimana. Ne sanno qualcosa nell'altopiano dei 7 comuni, letteralmente preso d'assalto nella mattinata fino al pomeriggio, le spiagge, insomma il Veneto si muove. Questa è la settimana per eccellenza, addirittura anche ANAS ha confermato un forte movimento anche sulle strade di competenza in Veneto nel fine settimana, quindi vuol dire che c'è voglia di muoversi, c'è voglia di ritornare a quello che si faceva prima. Ovviamente tante dinamiche sono cambiate, molti hanno scelto di prestare magari più attenzione, passateci il termine, a come si spendono i soldi in vacanza, quindi magari qualche pernottamento in meno e invece qualche pranzo in più. C'è chi si porta, anche quando si va in zone comunque di città o ben servite dagli esercizi pubblici, c'è chi si porta il pranzo come non succedeva magari negli anni scorsi. Noi siamo qui anche per raccontarvi come sta cambiando tutto questo, ve lo racconteremo con i nostri telegiornali. Adesso in attesa dell'arrivo del governatore Luca Zaia con la regia di Fabio Verin, vediamo questi dati. Sono gli ultimi dati disponibili sui vaccini, ovviamente sono diversi da quelli che darà il governatore Luca Zaia in conferenza stampa fra poco, perché non sono aggiornati alle ultime ore. C'è da dire però che ci sono state 28.000 somministrazioni nell'ultima tornata disponibile, che hanno portato a 5,7 milioni il totale dall'inizio della campagna vaccinale. Le prime dosi in più sono state 15.000 per un totale di quasi 3 milioni di prime dosi già inoculati, cicli completati 13.000 per un totale di 2.700.000. Vediamo che il Veneto, con l'accelerazione che ha impresso alla campagna vaccinale, è già al 97,2% delle dosi somministrate rispetto a quelle fornite. Scendiamo ancora per vedere che il 64,7% della popolazione totale è coperto da almeno una dose, 56,4% della popolazione totale in Veneto ha avuto invece il ciclo completo, e questo è molto importante. Bisognerà però fare un ulteriore salto per dare una copertura importante, la famosa immunità di gregge che è difficile da ipotizzare in questo momento. Se ne parla per settembre, probabilmente ottobre, però vediamo già che dai 70 anni sul 90%, 96% della popolazione ha avuto una prima dose. Per il ciclo completo, per vedere numeri importanti, bisogna andare dai 60 in su. Le fasce più giovani della popolazione sono ancora invece un po' a rilento. Sintesi per categorie: disabili e vulnerabili sono abbastanza coperti. Questo vuol dire che il rischio di finire in ospedale in terapia intensiva per persone fragili si riduce al minimo. Si ridurrà ancora di più quando si raggiungerà l'immunità di gregge, però per il momento è importante anche così. Non è stata raggiunta la quota delle 300.000 inoculazioni la settimana scorsa, un po' a rilento rispetto al periodo
precedente, ma ormai il 1 milione di dosi è stato superato da Marca Trevigiana, vediamo anche la provincia di Venezia con l'US 3-4 sommate, con l'Euganea di Padova, la Scaligera, e ci pare che manchi pochissimo anche per la provincia di Vicenza con la sommatoria dell'US 7, US 8. Torniamo in studio con un occhio sempre puntato alla conferenza stampa di Luca Zaia, pronti a dare la linea a Marghera per l'arrivo del Presidente, ma vediamo intanto anche i casi. Anche questi non sono aggiornati a questa mattina, ma ce li dice tutto il resto Luca Zaia. Tanto per cambiare. Buongiorno a tutti, c'è il dottor Mongillo, come vedete oggi al mio fianco, che è il braccio destro della dottoressa Russo, quindi si occupa della prevenzione, del comparto prevenzione della Regione del Veneto. Noi vi abbiamo disturbato oggi perché c'è una comunicazione importante per mantenere vivo questo rapporto con i cittadini, proprio per vostro tramite comunicare novità rispetto al coronavirus. Allora, direi di fare come di consuetudine il bollettino. Fra l'altro sono andato a inaugurare sabato il Boccon, è una bella azienda partita da zero, che oggi da lavoro fra l'altro 148 dipendenti a Pieve di Soligo, e il titolare, per presentare la sua azienda, ha usato i fogli, ha detto visto che funzionano adesso usiamo i cartelli. Eccoli qua. Tamponi molecolari sono 6.107.000, tamponi rapidi sono 5.948.000. Bene sapere che abbiamo superato i 12 milioni. Esattamente sono 12.055.566. 12.055. E quindi un'occasione anche per ringraziare tutti coloro che fanno test molecolari e rapidi ai nostri centri tamponi, negli ospedali, insomma tutti coloro che lavorano per questa sfida. I positivi nelle ultime 24 ore sono 425, che peraltro, essendo domenica, essendo una giornata particolare, voi ormai siete degli esperti, sono 425 positivi su 13.266 tamponi, incidenza 3,20. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente questo conta 3 simpulo, cioè positivo, i contatti stretti, quindi sale un po' di più l'incidenza perché non si è fatta una campagna di screening, ma si sono fatti solo 13.000 tamponi. Ma questa è la domenica. Numero dei positivi totali dall'inizio della crisi 442.114 dal 21 febbraio 2020. Positivi oggi, quarantenati in isolamento, sono 13.779. Totale dei ricoverati 206 meno 2. I 206 ricoverati sono così distribuiti: 24 in terapia intensiva più 1, dove sostanzialmente la maggior parte, o meglio la quasi totalità, non la maggior parte, tranne 2 se non ricordo male, sono tutti non vaccinati. 182 in area non critica, dove il 67-66%, ho visto gli ultimi dati, sono persone non vaccinate. Terapia intensiva non Covid 353, come sempre vi dico, questo è un grande indicatore dell'attività delle nostre donne e uomini della sanità, perché continua l'attività chirurgica, traumatologica e tutto quello oncologica eccetera, utilizza terapie intensive. I morti, i decessi sono 11.649 più 2. I dimessi sono 22.557. Rispetto alle comunicazioni, 2 o 3 livelli di comunicazione. La prima, come vedete, questa ondata, ad oggi, a dispetto di quello che comunque sostenevano alcuni esperti addetti ai lavori,
non ha replicato la storia inglese. Noi oggi non abbiamo un assalto all'ospedale, cioè nei ricoveri, abbiamo un contingente di positivi, significativo quotidiano. Lo possiamo dire noi a ragion veduta, anche perché abbiamo raggiunto giornate con 50.000 tamponi, cioè vorrei dire che la storia del test di screening che abbiamo deciso di fare in Veneto ci dice oggi che quella è l'incidenza 1,5, 2% dei tamponi fatti. Il virus c'è, però è pur vero che oggi possiamo dire, rispondiamo anche a quelli che dicevano che eravamo degli incoscienti, degli irresponsabili, qualcuno anche si è spinto oltre, degli incapaci, che la proposta che abbiamo fatto di togliere l'RCT, di rivedere i parametri tipo l'incidenza eccetera, ci ha dato ragione. Cioè se oggi noi avessimo i vecchi parametri, quelli contro i quali ci siamo battuti, oggi noi saremmo quantomeno in zona arancione, avremmo i negozi chiusi, avremmo ristoranti chiusi o altro. L'aver modificato i parametri in sicurezza ha dimostrato che non abbiamo riempito gli ospedali, siamo al 2% di ospedalizzazione in questo momento. Considerate che i parametri sono 30% o 40%, cioè 30% terapia intensiva e 40% di occupazione in area non critica. Oggi siamo al 2% in terapia intensiva e 2% in area non critica. Questo ci ha permesso di accompagnare questa fase di convivenza con il virus, che non deve essere banalizzata, ma che anche non deve essere vista come si può dire, da estremisti, pensando sempre che qua muoiono tutti, che qua va a finire male. Insomma, penso che questo lo abbiamo capito e lo si vede quotidianamente dai dati. Non c'è nessuno che mi chiama, sta tranquillo. Mi guarda anche al telefono intanto che suona. Non è una notizia. Vabbè, tuo mestiere. Veramente io non avevo osservato niente. Ma strano perché era Draghi. No, scusate per il telefono, avevo dimenticato acceso. Allora, detto questo, voglio anche dire che se da un lato non dobbiamo far tragedie, dall'altro lato non possiamo neanche arrivare all'estremo opposto di liquidare sta roba come un'influenza. Cioè vorrei riprendere, io vedo molto spesso cittadini che ci dicono ma alla fin fine si cura a casa, e io dico che il 95% dei casi di chi ha il coronavirus si cura a casa, ma non è una novità, è in tutto il mondo così. Cioè non vorrei mai che qualcuno pensasse che fosse una roba straordinaria, perché quel 95% per la metà non ha addirittura sintomi, l'altra metà ce li ha in maniera graduale. Però per la logica dei numeri, se il numero di contagiati quotidiano cresce sempre di più, c'è un 5% che finisce in ospedale, e se quel 5% supera i tassi di ospedalizzazione manda in tilt gli ospedali. Possiamo essere d'accordo su sta roba o vogliamo anche sostenere che anche il 5% può curarsi a casa? Perché allora bisogna licenziare tutta la categoria dei medici, degli scienziati, tutti coloro che non solo in Italia, non solo in Veneto, in tutto il mondo si comportano così. Lo dico perché se non siamo d'accordo neanche sul fatto che il 5% comunque avrà necessità o di una malattia infettiva o di una pneumologia o peggio ancora di una subintensiva o straordinariamente di una terapia intensiva, allora se non siamo d'accordo su questo meglio chiudere il libro e parlare di altro. Allora, non è che noi stiamo qui a parlare di coronavirus perché ci divertiamo, il nostro problema è che se l'ospedalizzazione comincia a crescere di quel 5% e cominciano ad essere numeri grandi, si va alla paralisi. E a me non sembra corretto che nessuno si preoccupi del fatto che quando comincia ad avere 2-3 mila persone in ospedale, Covid, significa non curare gli oncologici, non curare patologie cardiovascolari, fare interventi di direzione, tutto quello. Questo è il vero problema. Non posso accettare che passi la narrazione che tanto si cura tutto a casa, perché purtroppo non è così. Ma non lo dico da medico, io sono l'ultimo di quelli che dovrebbe parlare, sto parlando di dati neanche veneti, neanche nazionali, ma internazionali. Detto questo, nel rispetto delle idee di tutti, però
è veramente nel rispetto dei diritti di tutti, ve lo dico io, rispetto anche chi la pensa in maniera diametralmente opposta. Poi alla mia, poi devo anche dire una roba, che io non porto un pensiero, lasciatemelo dire, cioè io non porto una sfida, porto semplicemente l'applicazione di una legge che dice che se un cittadino vuole vaccinarsi ha diritto di vaccinarsi, se un cittadino vuole farsi un tampone ha diritto di farsi il tampone, se un cittadino vuole curarsi ha diritto di essere curato, punto. A me spiace che ci sia a volte un atteggiamento aggressivo che non ha nessun senso nei confronti di chi fa una scelta diversa dalla tua. Cioè dovremmo pensare che questa è una sfida comune di tutti, no? E penso che questa sia la vera sfida sociale. Noi abbiamo il tema delle vaccinazioni. Vi dico che abbiamo, ve lo dico onde evitare che poi ci siano sorprese, che agosto sarà un mese interessato da almeno 1 milione di vaccini disponibili. Sì, perché poi c'è un incremento del contingente dei vaccini. Dopo io lascerò al dottor Mongillo, vi lascerò con lui, vi darà anche un po' di numeri sui vaccini. Quindi chi vuole prenotarsi, abbiamo avuto oltre 20.000 prenotazioni, quel famoso contingente dei 100.000, considerate che questo è un periodo difficile, se guardate il dato nazionale, dopo il dottor Mongillo ve lo dirà, è assolutamente non in linea, peggiore di quello veneto. Su 200.000 vaccini sono, giusto, fatti ieri, noi ne abbiamo 22.000, quanti sono? Sì, 20.500. 20.500, siamo diciamo abbondantemente sopra il trend nazionale, ma non è un problema, è la settimana di Ferragosto. Però oggi tecnicamente se una persona volesse vaccinarsi e dice io oggi alle 3 voglio andare a vaccinarmi, oggi abbiamo le agende vaccinali aperte e così vale per domani e dopodomani. Quindi l'appello è che chi vuole vaccinarsi nella totale volontarietà, libertà, poi ognuno fa quello che vuole, si sappiano che ci sono i posti. Non attendete settembre, ottobre, perché poi finisce che ci sarà il caos. Detto questo, voglio ricordarvi che noi sostanzialmente abbiamo detto anche in riunione stamattina di restare aperti a Ferragosto. Dopodiché, giustamente, ci sono delle ULS che ci dicono guarda, ho 20 iscritti a Ferragosto, se sarà così li chiameremo uno ad uno, li anticiperemo il giorno prima o il giorno dopo. Ma se abbiamo iscrizioni a sufficienza che giustifichino il tenere aperto il centro vaccinale, lo facciamo. Sostanzialmente inoculiamo Pfizer e Moderna. Lo dico anche agli over 60, ormai noi siamo andati, come si può dire, su binario morto con l'altro vaccino, tanto è vero che non ne riceviamo più, diciamo che non ne vogliamo più e continuiamo con Pfizer e Moderna. Adesso abbiamo la possibilità di averne, quindi non c'è neanche più in Veneto questa distinzione. Abbiamo, voi sapete, poi chiudo, noi avevamo fatto una scelta, vi ricordate quella famosa giornata in cui eravamo arrivati a terra con il numero di positivi, 45 in un giorno, in tutto il Veneto, più o meno un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, una roba del genere. Abbiamo scelto che il target che a noi affidato, diciamo da quella che era una sorta di circolare, di dire a zona bianca fate almeno 150 tamponi al giorno per ogni 100.000 abitanti, che per noi significherebbe più o meno 7.500 tamponi, la consideravamo, come si può dire, una cifra bassa per monitorare veramente seriamente la popolazione. E allora abbiamo deciso, con il piano di sanità pubblica, di dire che chiunque volesse farsi un vaccino gratuitamente, senza ricetta medica, con accesso diretto, si presenti ai centri vaccinali, ai Covid point per farsi un tampone. Perché? Perché noi abbiamo necessità di avere massa critica e abbiamo anche, ci è servito questa esperienza, perché quando tu hai giornate con 50.000 tamponi e vedi che hai 600 positivi, capisci che non c'è tutta sta crescita esponenziale dei positivi, capisci tante robe. Ovvio che adesso dobbiamo mettere mano a questo piano di sanità pubblica, dopo il dottor Mongillo ve lo spiegherà. Stamattina alle 11 si è riunita la Giunta in via straordinaria, ha deliberato il nuovo piano di sanità pubblica che introduce, diciamo, delle novità, che sono delle novità che garantiscono a delle categorie l'accesso, che sono le categorie che voi potete già immaginare, poi le elencherà il dottore,
che sono quelle del contact tracing, che sono quelle di alcune categorie di ragazzi, eccetera. Ma l'accesso diretto, senza se, senza ma e senza motivazione, non sarà più garantito. I fattori quali sono? Il primo è quello che il nostro sistema va in crash. Peraltro a Treviso hanno avuto un crash informatico, quindi ci sono dei disguidi nel fornire i certificati. Questo è un aspetto, ad esempio, che ci dice che avendo tanta pressione così, facevano circa 3.000 tamponi al giorno e si sono ritrovati gli ultimi 2 giorni che hanno avuto un crash, quindi sono delle persone che dovevano viaggiare, non sono riusciti materialmente ad avere il certificato. È un problema informatico che è nato forse da un bug informatico, adesso cercheremo di capire. E mi spiace, ci hanno informato stamattina. Allora, da un lato il sistema va in crash, cioè quando tu arrivi a 50.000 tamponi vorrei ricordare che sei in situazioni nelle quali 5 ore di coda, al di là di tutti i fenomeni che sanno tutto di come si organizzano le robe, sono sempre 50.000 tamponi. Cioè un discorso se devi ridipingere per le vacanze pasquali il soggiorno di casa tua, è un discorso se devi fare un grattacielo, c'è un'altra roba, è sempre il Peneo, ecco, ma cambia le misure, cioè 50.000 tamponi sono 50.000 tamponi. 2, vi ricordo che chi fa i tamponi non sono personale estraneo alla sanità, sono i nostri sanitari. Cioè, quindi dagli ospedali dobbiamo distogliere una massa di personale da paura che si va a sommare all'altro personale che è quello dei centri vaccinazione. Quindi diventa una roba complicatissima. 3, oggi l'allineamento necessario con l'accordo nazionale, questo ce l'hanno anche detto, cioè nel senso che il commissario Figliuolo ha fatto un accordo nazionale per 8 euro dai 12 ai 17 anni a tampone e 15 euro sopra i 18 anni con tutte le farmacie. Noi ne abbiamo 600 in Veneto che aderiscono, sono metà delle 1.200 che aderiscono al piano tamponi, quindi c'è anche questo aspetto, quindi l'allineamento con l'accordo nazionale. Ultimo aspetto generale è che quello che noi dobbiamo anche fare in modo di garantire un servizio che sia efficiente al contact tracing, agli ammalati, a non vaccinati che hanno patologie per cui hanno delle certificazioni, che abbiamo necessità di monitorare con velocità, non possiamo disperderli in code che durano 5-6 ore, perché questo è accaduto. Ci hanno fatto anche sanitario. Detto questo, ringrazio intanto le donne e gli uomini della sanità, perché so che gli abbiamo chiesto un grande sacrificio, soprattutto in questi ultimi giorni dove c'è stato questo combinato disposto, Green Pass, tamponi, vaccini, eccetera, che sicuramente li ha visti sotto pressione. Veramente li ringrazio di cuore. Voglio ricordare che questo non è un provvedimento contro qualcuno, questo lo dovete per favore, come si può dire, trasferire come messaggio. Non è un provvedimento contro qualcuno. Ma voglio ricordare che fin dal primo giorno, se andate a vedervi la mia presentazione, dissi guardate che questo è un provvedimento temporaneo che a noi serve come screening per valutare la circolazione del virus. Stava arrivando la nuova variante Delta, eravamo tutti preoccupati, c'è chi diceva che c'erano 500 morti al giorno, non ci sono stati in Italia, per fortuna, c'è chi diceva che avremmo collassato tutti gli ospedali, ad oggi per fortuna non è così, siamo all'1-2% di occupazione, però non è un provvedimento contro chi non si vuole vaccinare o contro chi ha fatto delle scelte di vita, è un dato di fatto, cioè noi non possiamo fare altro, nel senso che se decidiamo che gli ospedali devono rimanere aperti, i centri di vaccinazione devono continuare a lavorare, non possiamo pensare di fare 50.000 tamponi al giorno, punto. Questo è poco ma sicuro. Ricordo infine, ma lo ripeto, che chi avesse deciso di vaccinarsi trova comunque in questo momento la disponibilità di fare il vaccino subito, in questo momento, oggi. Questo perché? Perché l'accordo nazionale con l'Europa che ha fatto il generale Figliuolo oggi ci permette di avere
più vaccini, molti più vaccini in più, perché siamo passati mi sembra da 180.000 a 260.000, ho detto più o meno il dato di fornitura Pfizer, tanto per citarne uno. Quindi diciamo, stiamo andando verso una fase nella quale la disponibilità di vaccino c'è e affronteremo, io spero, anche meglio l'inverno. Vi dico anche che stiamo preparando un nuovo progetto di sanità pubblica per le scuole, con le scuole sentinella, ma ve lo presenteremo perché vuole essere anche innovativo e proprio per monitorare lo stato di circolazione del virus. Però se uno dovesse dire una roba, oggi se gli ospedali hanno un coefficiente di occupazione del 2%, lo si deve, piaccia o non piaccia, ai cittadini che si sono vaccinati. Deve essere chiaro questo. Io non vi so dire se all'infinito il vaccino ci darà questi risultati. Vi dico che oggi, dati alla mano, la vaccinazione ci ha permesso di non andare a riempire nuovamente gli ospedali. Punto. Se avete domande poi vi lascio il dottor Mongillo. Federica Tosato, Giacomuzzo, Fambon, Moscati, avanti. Grazie. Ti lascio questo per dopo. Me l'ha fatto Fattori. Prego. Buongiorno Presidente. Prego. Quindi un chiarimento in attesa che poi il dottor Mongillo entri nei dettagli del piano. È confermato quindi la tariffa che è stata decisa a livello nazionale? Brava, mi sono dimenticato di dire, avremo anche almeno un punto, ma ne faremo anche di più, soprattutto nelle località turistiche dove gli albergatori ci dicono che hanno difficoltà a garantire, pensate, il rientro di 400.000, parlo del Veneto orientale, parlo delle nostre spiagge, 400.000 tedeschi che rientreranno in Germania, dove la Germania per i non vaccinati ha chiesto il tampone in ingresso, quindi dovranno farsi il tampone qui almeno 200.000 dei 400.000, facciamo che siano il 50%. Ecco, in quelle località, oltre alle farmacie e altro, non si esclude che ci siano dei punti con il POS, quindi a pagamento per gli stranieri che hanno il rientro. Gli stranieri hanno il tampone a 22 euro. I non assistiti del sistema sanitario regionale pagano 22 euro. Mentre la generalità dei cittadini, anziché andare al punto tamponi come adesso, andrà in farmacia può andare in farmacia a meno che non abbia titolo per farsi fare il tampone. Grazie. Prego. Poi un secondo tema che invece sollevava in un'intervista al nostro giornale oggi il direttore generale Flor relativo ai sanitari non vaccinati, e cioè ora che i numeri sono calati, gli irriducibili cosiddetti sono circa 4.000 in Veneto perché non intendono o non possono. Spieghiamo che non sono medici. 500 medici, ci ha detto, il restante 3.500 tra infermieri e altri operatori non intendono o non possono immunizzarsi. Ebbene, la Regione, ci dice Flor, propone a ciascuno di questi un'alternativa alla sospensione del servizio dello stipendio, e cioè il trasferimento temporaneo in reparti Covid, dove anche un sanitario non vaccinato non è un pericolo per un paziente che ai lui è già positivo. Questa è la soluzione tecnica individuata da Flor e prospettata ora ai singoli. Volevo chiederle un commento anche di natura politica su questo. No, guarda, non compete a noi, nel senso che il datore di lavoro in questo caso non siamo noi, sono i direttori generali. Cercheranno di trovare delle soluzioni. Io sono ancora un inguaribile ottimista. Tu hai detto ci sono persone che non possono immunizzarsi, allora intanto penso che tutti coloro che hanno delle giustificazioni debbano essere ascoltati. Il medico incinta in attesa di un bimbo ha una valida giustificazione per dire io non mi immunizzo finché non partorisco, ad esempio, la gravidanza, piuttosto che altre motivazioni. Dopodiché ci saranno anche coloro che stanno decidendo di non farsi il vaccino, io spero che cambino idea. Me lo dico più che altro, ma non perché propongo i vaccini, perché stiamo parlando di personale nostro, cioè nel senso che avranno tutte le disponibilità per farsi la vaccinazione, dopodiché le altre misure debbono decidere i direttori. Se si tratta di dire che in un reparto Covid non creerebbero problemi, non so quali siano poi gli elementi di gestione sindacale di tutto questo. Immagino poi uno non vaccinato ti dice ma io nel reparto Covid non ci vado, e allora è come il gioco dell'oca. Le chiedevo se può essere una buona soluzione rispetto all'alternativa di perdere queste figure, seppur temporaneamente, dove sappiamo che ci sono delle mancanze di organico. Ma noi non dobbiamo perdere nessuna figura, cioè cerchiamo di trovare una soluzione e accompagnare, dopodiché, ripeto, ogni ospedale, ogni direttore troverà la miglior soluzione nel rispetto della libertà
diciamo, di questi cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi, fermo restando che hanno anche un contratto in tasca di lavoro che non prevede l'obbligo vaccinale, che non è irrilevante. Cioè, la vera domanda che faccio io è questa: le nuove assunzioni hanno già una previsione di obbligo vaccinale o no? Questo è il vero tema in Italia, perché ho l'impressione che stiamo discutendo su tutta sta roba, ma le nuove assunzioni, a me risulta che si stiano assumendo nuovi assunti assolutamente con la modalità contrattuale di prima. Non so, verificatelo, ma non è perché io propongo sta roba, che sia chiaro, non sto proponendo questo, ve lo chiedo perché in questo paese che ormai è diventato schizofrenico con le carte, ho l'impressione che ci si concentra, si guarda, invece di guardare la luna stiamo guardando il dito. Ultima domanda, Presidente, rispetto all'auspicio che ha fatto il commissario straordinario Figliuolo sui giovanissimi, cioè per incentivare la loro vaccinazione ha chiesto alle regioni di garantire degli accessi preferenziali anche senza prenotazione. Esiste già da noi, cioè nel senso che è nei fatti, perché la disponibilità è immediata? Da noi c'è disponibilità immediata, non c'è neanche più problema dell'accesso senza prenotazione. Uno, cioè, adesso tu apri, fra un quarto d'ora, 20 minuti ti vai a vaccinare, cioè, in Veneto oggi in queste ore funziona così. Cioè, a garantire l'accesso diretto in queste ore vorrebbe dire solo magari incasinare qualche centro vaccinale. Cioè, uno si prenota in tempo reale e va a vaccinarsi. Meglio di così. Grazie. Cosa? Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei ha toccato tantissimi punti, però perdoni, sarà un ritardo di comprendonio da parte mia, ma non ho compreso esattamente in cosa consiste la variazione del piano di sanità pubblica e che cosa cambia esattamente sul fronte tamponi. Sì, ma poi il dottor Mongillo vi dirà con esattezza, dirà ad esempio che chi non ha una certificazione per accedere al tampone gratuito lo dovrà pagare. Quindi vuol dire che il contact tracing, cioè colui che è contatto stretto di un positivo, ce l'ha d'ufficio gratuito. Vuol dire che il vaccinato, il non vaccinato che non si è vaccinato ed ha una documentazione che lo esonera dalla vaccinazione ha l'accesso gratuito. Altre situazioni no, cioè, se la situazione è quella che ho letto che avete pubblicato voi, devo andare a mangiare la pizza, a fare la pizza e mi serve il Green Pass ma non sono vaccinato e allora faccio un tampone, non riusciamo, a noi spiace, a me piacerebbe, però se ci pensate, quante volte ci siamo sentiti dire che dobbiamo fare tamponi a tappeto, ma bisogna anche farli dopo, non solo dirlo, cioè è impossibile. È impossibile, c'è una macchina, è come se tutti i giorni pensassimo di fare l'analisi del sangue a tutti i cittadini per controllare i valori, è la stessa roba se ci pensate, anche proceduralmente, no? Prelevo qualcosa e lo devo analizzare. Le tariffe saranno quelle che lei ha citato? Quelle di Figliuolo. Per quelle di Figliuolo? Sì, 8, 15 e 22. 8, 15 e 22. Dopo il dottor Mongillo vi dà anche dei documenti con le categorie. Sulla questione Green Pass, sì. Segnalo, cioè, ci sono tante segnalazioni, tanti dubbi, ma insomma i gestori dei locali sono tenuti ad avere personalmente il Green Pass? Baristi, ristoratori, perché alcuni di loro dicono di no. Abbiamo letto, forse il dottor Mongillo, il tema del personale se deve essere vaccinato o no. Mi sembra che c'è stata un'esenzione per il momento dettata dal fatto che loro lavorano con la mascherina, a differenza dell'avventore che non c'era la mascherina. Questo è quello che ho sentito io sulla storia dei ristoranti. Puoi dirlo? Sì, buongiorno a tutti. Al momento quello che risulta è che l'obbligo sia per gli avventori, gli utenti della ristorazione. Mi risulta che si attiva una discussione a livello nazionale sul comparto dei lavoratori, dei settori per cui è obbligatorio il Green Pass, però allo stato attuale è solo per gli utilizzatori del servizio, gli avventori. Io vi dirò, allora, ho parlato con molti ristoratori, proprio li ho cercati per avere anche, ho fatto un giro di telefonate per capire come andava. Allora, alla luce del fatto che ci sono molti vaccinati, non hanno avuto molti riscontri di difficoltà. Tutti dicono che da un lato il cliente vaccinato chiede di essere tutelato, cioè quindi dice vabbè vorrei che tu controllassi, dall'altro dicono può capitare che in una compagnia ci sia il non vaccinato che perché magari per incuria non si è prenotato, perché non lo vuol fare eccetera,
quello è l'elemento un po' più di difficoltà di gestione. Io penso che in questa fase non debba diventare una guerra di religione, cioè va gestita con buon senso, sia da parte di noi che siamo avventori e da parte dei gestori e anche delle forze che controllano, le forze di polizia. Cioè non può diventare una caccia alla, come si può dire, estrema, cioè ci vuole un periodo di assestamento, dopodiché quando, lo dico sapete perché non sto portando avanti le tesi di nessuno, perché abbiamo tanti casi, questo lo dobbiamo dire, e sicuramente hanno scritto anche voi, di vaccinati che non riescono ad avere il Green Pass. Allora, se tu applichi una legge, la devi applicare sapendo che tutti possano essere nelle condizioni di dimostrare la loro legalità, no? La loro condotta legale rispetto a quello che richiede la legge. Noi abbiamo un sacco di persone che ci scrivono perché si sono vaccinate dal medico, perché hanno fatto il vaccino da un'altra parte, perché si sono vaccinate in un centro vaccinale della regione. Per il combinato disposto del digitale e dell'informatica non hanno mai ricevuto il messaggio per il Green Pass e entrano nel sito, perché si può anche entrare senza aver ricevuto il messaggio, e gli dice che il Green Pass non è disponibile. Magari hanno avuto una dose e avrebbero diritto al Green Pass. Quindi questo è un problema. Quindi questa fase deve essere una fase un po' fra virgolette di buon senso, perché con le carte è difficile gestirle. Però non ho trovato, grandi ansie. Dall'altro devo dire che non possiamo scaricare sui gestori il controllo, è il punto tale che se uno non vuole darti la carta d'identità perché devi controllare, perché in teoria il Green Pass non è un documento di identificazione, uno dovrebbe anche verificare che sia l'identità esatta rispetto a quello che c'è scritto. Cioè, capite che i gestori sono lì per fare bistecche, pesce a griglia, altre robe, ma no a fare i poliziotti. Il legislatore questo lo deve mettere in conto. Le segnalerei un'ultima cosa, che è la domanda di una signora. Prego. La quale fa presente che una nota del Ministero della Salute prevede il ripristino delle visite agli ospiti delle case di riposo praticamente tutti i giorni della settimana per 45 minuti. E voleva sapere se il Veneto recepirà questa circolare, questo provvedimento, se nelle case di riposo si potrà tornare a far visita. Da noi abbiamo recepito tutto d'ufficio, al punto tale che dopo il dottor Mongillo vi dirà anche che una delle categorie che potrà fare il tampone gratis sono i visitatori delle case di riposo. Però vorrei ricordare ai tanti cittadini che scrivono, alcuni scrivono delle lettere struggenti, posso dirlo, ma ve lo dico, il dottor Mongillo sa quanti sacranon che tiro sulla chat, io spero che non esca mai quella chat, dei direttori della sanità, perché no, cioè, ci sono delle situazioni, anche l'altro ieri mi ha scritto una signora, scrive la mamma che ha avuto un ictus, che non intende ed è nel pieno delle sue facoltà mentali, non riesce a muoversi, non riesce a esprimersi, non riesce neanche a suonare un campanello in caso di necessità, e tu non garantisci l'accesso. Ecco, vorrei ricordare che le case di riposo non sono a gestione della Regione del Veneto e i cittadini, so che ogni volta che mi vedono penso che risolvo tutti i problemi. Abbiamo dato tutti gli strumenti, voglio ricordarvi che siamo stati, non sto parlando male delle case di riposo, abbiamo persino detto che all'inizio, se ve lo ricordate, gli diamo anche i tamponi se vogliono farli direttamente. Alcuni le fanno i tamponi all'ingresso e via, altri devono andare in un centro tamponi. Dopodiché i gestori, per spezzare una lancia, ma non è una giustificazione, mi rendo anche conto, visto cosa è accaduto, visto cosa accade in giro per l'Italia, viste anche le difficoltà e il rischio poi di trovarsi in un tribunale, sono tutti in autodifesa ma estrema, cioè nel senso che ormai se entri in una casa di riposo, cioè, ti hanno fatto anche l'attacco alla risonanza magnetica. Però un appello che faccio anch'io è quello di allargare, però deve essere anche, come si può dire, un patto tra gentiluomini. Cioè vorrei ricordare che il tampone non dà nessun tampone, nessuno mi smentisce, non ci dà la certezza matematica della negatività. Quindi nella logica di grandi numeri e di un accesso più fluente nelle case di riposo può capitare che una persona sia negativa
e inizia a emettere la sua carica virale nelle 24 ore post tampone che doveva fare, magari che aveva fatto il giorno prima. Entri magari in una casa di riposo, si becchi qualche anziano che infetta. Questo è il vero tema. Allora, se siamo convinti che il sistema sia infallibile, non è infallibile. E quindi bisogna anche capire che ci esponiamo gradualmente al rischio, perché poi i commentatori del giorno dopo sono tutti quelli che fanno credere che tutto è blindato, che tutto si poteva prevenire. Non è così. Chiamate qualsiasi scienziato, anche il tampone molecolare ha un margine di incertezza più basso, ma ce l'ha. Voi sapete che abbiamo dei pazienti che non hanno il virus nelle narici, in orofaringe, ma dobbiamo fare il broncolavaggio, entrare nei bronchi per trovare il virus e sono positivi. Quindi è una tragedia sta qua delle case di riposo. No, ma ecco, posto che appunto la gestione non compete a voi, lo sappiamo, però magari se la Regione può comunicare nei prossimi giorni, quando crede, se magari interpellate le case di riposo recepiranno o no questa norma, perché l'impressione è che lì ognuno faccia un po' così, non dico secondo le proprie inclinazioni, ma magari anche secondo il stato di necessità, secondo la situazione, però guarda, noi abbiamo i familiari si trovano un po' spaesati. Filippo, hai ragione e ce l'abbiate da vendere. Purtroppo, allora, noi abbiamo un ottimo rapporto con la gestione dei case di riposo e li devo anche ringraziare perché comunque ha fatto la battaglia assieme a noi. Però voglio anche dire che se domani mattina avessimo una casa di riposo con un cluster all'interno, avrebbe tutti gli onori della cronaca e cominceremo a avere dagli scienziati per finire i magistrati che bisogna aprire un fascicolo e capire cosa è accaduto. Mi metto nei panni dei gestori delle case di riposo. Non li sto giustificando, ma li capisco anche per certi aspetti. Dall'altro c'è il paziente, anzi l'ospite, che vive isolato, quindi va risolto questo problema. Magari anche normativamente, no? In questa fase di convivenza vogliamo cominciare a affrontare delle norme che prevedano, scusatemi, la convivenza, che vuol dire un po', ogni tanto ti scotti il dito con l'acqua calda, no? Se ti hanno detto che la puoi toccare. Grazie. Giacomuzzo. Buongiorno a tutti. Presidente, scusi. Buongiorno. Una precisazione forse non ho colto io, il piano tamponi nuovo, quindi la nuova organizzazione entra in vigore adeguato. Brava, dalle ore 24 di questa notte. Okay, quindi... Sì, insomma, da un secondo del martedì, domani non sarà più così. Okay. Quindi fino a stasera funziona come ha funzionato fino ad ora. La delibera esecutiva. Grazie. E la seconda cosa riguarda il modello matematico. Sì. Che cosa prevede, anche alla luce di quello che ci spiegava oggi sul nostro giornale, il primario di malattie infettive Vinicio Manfrin, che tra sabato pomeriggio e domenica mattina ha ricoverato 8 pazienti. Non sono grandi numeri per carità, però c'è un trend, un'inversione di tendenza. Questa la preoccupa? Che cosa noi siamo sempre preoccupati, ve l'ho detto prima, il 5% dei contagiati potrebbe aver necessità di cure ospedaliere. Per questo ne guardiamo il numero di contagiati ogni giorno, no? Ma questa punta ha riguardato casualmente solo Vicenza in questo fine settimana? Ci sono altre non ve lo so dire, può essere un cluster, può essere una roba particolare, cioè noi li stiamo seguendo, adesso peraltro in settimana dovremmo affinare forse il modello, perché voi sapete noi avevamo un modello dell'Istituto Superiore della Sanità, ma con questa variante, avendo tanti asintomatici, non funziona perché la correlazione contagiati e ricoveri è sballata. Infatti noi avevamo delle proiezioni ad oggi che erano sicuramente più disastrose. Oggi ne abbiamo 200 pazienti in tutto il Veneto. Quindi il modello ancora non è pronto, aspettiamo. No, però stiamo seguendo, insomma. D'accordo, grazie. Ovvio che se noi ci mettiamo d'impegno non serve nessun modello. Se andiamo a far festa senza se, senza ma, senza ci fosse un domani, probabilmente le proiezioni in ospedale poi ce ne accorgiamo. Poi ho letto da qualcuno di voi oggi ha scritto questo nuovo trend di ragazzi positivi che non dicono nulla. Chi è che lo ha scritto? Il Gazzettino, non so. Ma si distrae.
anche questo è inquietante, no? Perché poi c'è la quarantena, non voglio stare 10 giorni a casa, solite robe che sappiamo. Farmacisti che ci dicono che sono cittadini che entrano in farmacia e dicono dammi la tachipirina perché sono positivo, a sti livelli qua siamo. Zambo. Buongiorno, tornerei brevemente su due temi già toccati. Quello appunto della difficoltà di ottenere i Green Pass, sono tantissime le segnalazioni a noi come a voi, c'è qualcosa che le USL possono fare in qualche modo? No, intanto permettimi di ricordare che il Green Pass non c'entra niente con la Regione Veneto, ma ricordiamolo perché ormai stiamo diventando il parafulmine di tutto quello che succede in giro, non dipende da noi. Se ricordate, io nell'aprile 2020 sotto un diluvio di parole asse ho detto dobbiamo pensare a un passaporto vaccinale. Se ci fossimo attrezzati allora oggi non saremmo qui, che si chiama Green Pass poi, io l'ho chiamato passaporto vaccinale allora, però lì è un tema informatico, cioè tu fai l'iniezione, viene caricata nell'anagrafe vaccinale, va nell'anagrafe vaccinale nazionale e quindi tu in teoria dovresti già essere in Green Pass. Ad esempio in questa fase, ma deve essere così, riconosciamo anche le ricevute dei centri vaccinali, quindi chi non ha il Green Pass non riesce a farselo rilasciare, dal Veneto ha la ricevuta del centro vaccinale, utilizziamo quello, no? 1 o 2 dosi, vale da Green Pass, cioè vale, non ci sono alternative, cioè non è che uno sta chiuso in casa o non può fare un'attività perché non gli riconoscono le 2 vaccinazioni che ha fatto o la vaccinazione. Grazie. L'altra cosa è questa, rispetto invece sempre ai sanitari non vaccinati, mi risulta che dovrebbero aver inviato in regioni diversi DG la lista delle aree dei reparti carenti. Non l'ho vista, C'è modo magari... Ma immagino che in regione intendano Flor perché noi non vediamo queste carte. Penso che siano al dottor Flor inviate. Non compete a noi questo. Va bene, è che ormai le identificano, abbiamo mandato tutto a Zaia in realtà. Faccio anche punture, disinfetto. Vabbè, potremmo magari approfondire col dottor Flor. Sì, più tardi. È un fatto tecnico, Grazie. Prego. E buona ultima, Moscati. Prigioni niente? La Regione si dichiara soddisfatta. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Prima ha detto siamo aperti a Ferragosto, che cosa significa tecnicamente? Che sarà possibile anche vaccinarsi? Anche I centri vaccinali sono aperti, se verranno chiusi perché non hanno... Vi faccio un esempio. Bassano, giorno di Ferragosto ad oggi ha 25 prenotazioni. Se non ce ne saranno di più non possiamo bloccarli del personale per 25, li anticiperemo un giorno prima, un giorno dopo, li chiameremo uno ad uno, ma così potrebbe accadere da altre parti. Se invece c'è vaccinazione noi siamo pronti per farne anche 50.000 il giorno di Ferragosto, per 50.000 ci arriviamo senza problemi. Benissimo, grazie. E dopo ha detto prima che praticamente i vaccini ci sarà una maggiore fornitura nel mese di agosto, sì. Saranno Pfizer e Moderna. E come aveva detto lei già prima, AstraZeneca era andata in perdita. Non ce lo facciamo più consegnare, lo potete scrivere. Esattamente. Però alcuni mi domandano, ma il prezzo di Pfizer è aumentato come era stato? A noi non li fanno pagare. Ok, non sa lei per caso? No, mi ricordo i vecchi prezzi, ma a grandi linee noi non paghiamo i vaccini. Non c'è ancora questa cosa. Benissimo, grazie. Sono dati dallo Stato, quindi sì, ma era una curiosità che arrivava. Una profilassi nazionale. Grazie. Vi lascio il dottor Mongillo. Se non c'è altro, sì, andiamo dottor Mongillo. Col dottor Io lo volevo Mongillo. anche ringraziare perché l'abbiamo fatto lavorare in queste ultime ore. E l'unica roba, il piano di sanità pubblica non è che mi ha fatto la giunta straordinaria per fare un'asinata oggi, va sempre in giunta il piano di sanità, per cui onde evitare di farlo domani, dopo di applicarlo dopo mezz'ora, abbiamo detto facciamo un giorno prima in modo tale che tutti siano avvisati. Domani alle 12:30 tutte le US, tutti i direttori generali, se volete organizzarvi, faranno una conferenza stampa per presentare il piano dei tamponi, il piano vaccinale, e quindi vi daranno US per US anche i numeri delle vaccinazioni, dei vaccini disponibili, delle agende. Adesso lascio al dottore che vi dà anche i numeri dei vaccini. Grazie e buona giornata, ci vedremo in settimana.
Grazie. Voi non fate ferie? Arrivederci. Buongiorno a tutti. Allora io mi ricollego all'ultimo messaggio del Presidente e do velocissimamente dei numeri aggiornati, sia sugli arrivi dei vaccini sia sull'andamento della campagna. Poco prima di entrare ho controllato i numeri, abbiamo superato oggi 5.800.000 somministrazioni di vaccino. Quindi il prossimo traguardo è quello dei 6 milioni, insomma, quindi immaginiamo nei prossimi giorni di superare i 6 milioni. Come percentuali di copertura abbiamo superato il 65% della popolazione totale coperta con almeno una dose, e se consideriamo invece solamente i vaccinabili, quindi quelli che hanno più di 12 anni, la copertura con almeno una dose è del 72%, quindi i numeri cominciano a essere importanti. Parliamo di copertura parziale, quindi prima almeno una dose. Se invece vogliamo considerare i cicli completi, quindi coloro che hanno completato il ciclo vaccinale previsto, le percentuali sono rispettivamente il 56,7% della popolazione generale e il 63%, poco più, della popolazione over 12, quindi quella vaccinabile. Gli ultimi numeri che do, perché lunedì scorso, quando sono venuto qui, si sapeva che sarebbe aumentata la fornitura di Pfizer per agosto, ma non sapevamo ancora i numeri esatti. Adesso abbiamo i numeri esatti, quindi questa settimana, la settimana del 9 agosto, rimane confermato il dato precedente, circa 160.000 vaccini, parlo di Pfizer. Dalla settimana prossima e quella successiva la fornitura sale in maniera importante, perché arriviamo a quasi 270.000 la prima settimana e 285.000 la settimana ancora successiva. Quindi sono numeri in linea con la fornitura in aumento che riguarderà tutta l'Italia, ma sono numeri importanti che ci consentiranno anche di incrementare la capacità di vaccinazione. Anche Moderna, ma sono numeri che già conoscevamo, a fine agosto dai 45.000 attuali circa sale prima a 70 e poi a 90.000. Ho arrotondato, ma eventualmente poi possiamo fornire anche i numeri precisi. Invece, venendo all'oggetto della giornata di oggi principale, entro un po' nei dettagli di quella che è la rimodulazione del piano di sanità pubblica per quanto riguarda l'offerta dell'effettuazione dei tamponi rapidi. Una rimodulazione che è un po' la risultante di varie considerazioni, sia l'andamento epidemiologico attuale, ma anche e soprattutto le novità, chiamiamole normative recenti, quindi decreto legge che ha introdotto l'obbligo del Green Pass, della certificazione verde Covid per una serie di attività, il decreto legge il 105 di fine luglio, poi c'è il recente decreto legge 111 che a partire dal 1° settembre estenderà l'obbligo del Green Pass anche per il personale scolastico, come sapete, e per il personale e gli studenti del mondo dell'università, quindi un quadro che cambia anche dal punto di vista normativo. E non ultimo l'approvazione, la sottoscrizione del protocollo d'intesa nazionale tra Ministero della Salute, Commissario straordinario per l'emergenza e le associazioni rappresentative delle farmacie, che pochi giorni fa hanno fissato quelli che sono le modalità per offrire in forma agevolata un tampone a prezzi di favore, che sono quelli che ricordava prima il Presidente, quindi 8 euro per i soggetti tra i 12 e i 17 anni, 15 euro per i soggetti di maggiore età. Quindi col provvedimento che è andato oggi all'approvazione della Giunta abbiamo voluto precisare quali sono quelle categorie precise di soggetti per i quali il tampone antigenico continua ad essere offerto gratuitamente da parte del Servizio Sanitario Regionale, e poi abbiamo voluto precisare invece quelle categorie che invece per i quali il tampone antigenico diventa con oneri a carico del cittadino. Io passerei in rassegna le principali categorie, poi se abbiamo qualche domanda
su qualche punto particolare. Vabbè, venendo alla domanda già io, poi dopo magari questa tabellina la forniamo ai giornali, ai colleghi. Certamente, così lì è scritto anche nel dettaglio sia il contesto sia il soggetto a cui si applica questa rimodulazione. Farei due precisazioni, due premesse. Abbiamo voluto precisare che sono comunque gratuiti, poi comunque c'è scritto, i test richiesti dai soggetti che al momento sono esclusi dalla campagna di vaccinazione per età, quindi sotto i 12 anni, oppure che sono in possesso di un esonero, un'esenzione dalla vaccinazione, purché certificata formalmente quindi dall'azienda ULSS territorialmente competente. Quindi, al di là di quello che sto per dire adesso, dei vari elenchi di chi ha il tampone gratuito e di chi ce l'ha a pagamento, questa è una premessa di ordine generale che vale per tutti, in modo che a chi non può vaccinarsi, perché così è previsto nelle norme nazionali, quindi per età o per condizione clinica, viene comunque mantenuta l'offerta del tampone gratuito. Quindi brevemente rimangono gratuiti tutti i tamponi che vengono fatti in caso di indicazioni cliniche, quindi la persona che presenta sintomi sospetti, quindi tutti quei tamponi che vengono fatti nell'ambito delle indagini epidemiologiche o del tracciamento dei contatti, quindi tutti quelli che hanno una motivazione clinica rimangono gratuiti, così come i pazienti che accedono al pronto soccorso oppure in previsione di un ricovero programmato secondo le procedure delle singole aziende. Ancora abbiamo mantenuto gratuito quello che è lo screening periodico che viene fatto agli operatori delle strutture sanitarie. E vale anche il tampone gratuito per operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali e limitatamente a questi due contesti, quindi strutture sanitarie e strutture sociosanitarie territoriali, il tampone è gratuito anche per i visitatori, rispettivamente quindi dei soggetti ricoverati nelle strutture sanitarie e degli ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali. Poi ci sono dei contesti specifici in cui è mantenuto la gratuità del tampone, l'area della disabilità, quindi gli operatori, i familiari, i caregiver che sono coinvolti nell'assistenza continuativa di soggetti disabili. Rimane gratuito anche per i servizi ricreativi ed educativi rivolti ai minori. E infine abbiamo comunque lasciato la possibilità, su decisione della ULSS competente per territorio, di individuare particolari popolazioni a particolare rischio, quindi o delle popolazioni di interesse epidemiologico anche locale che possono essere monitorate al fine di avere una valutazione della circolazione del virus in quel contesto. Quindi questo è l'elenco, ma poi affido tutti i dettagli al documento che prepariamo a stretto giro. Questo è l'elenco di tutti i soggetti per i quali rimane con lo stesso identico costo che è previsto dal protocollo nazionale in accordo con le farmacie, per cui il test rimane gratuito. Diventano a pagamento e una delle motivazioni è anche proprio mantenere la sostenibilità del funzionamento della macchina della sanità, tutti quei tamponi che sono richiesti dal soggetto nell'ambito di viaggi all'estero, quindi quelli che uno deve effettuare su richiesta del paese di destinazione oppure per il rientro in Italia, tutti quei tamponi che sono richiesti per motivi personali, anche ai fini dell'ottenimento della certificazione verde, quindi per tutto quell'accesso ad attività e servizi che attualmente richiedono il Green Pass, a meno che la situazione non rientri nell'elenco di cui prima, per esempio gli ospedali e le case di riposo. Diventano gratuiti i test fatti, a pagamento con onere a carico del cittadino, i test per esigenze lavorative, spostamenti per motivi di lavoro, e per la partecipazione e la frequenza a tutti quei contesti, chiamiamolo ricreativi o di socializzazione, non altrimenti precisati nell'elenco dei tamponi gratuiti. Questo è per fare il panorama molto velocemente, ma poi i dettagli li possiamo tranquillamente divulgare, insomma, anche perché è un provvedimento che entra in vigore subito a partire dalla mezzanotte di oggi. Io avrei finito di illustrare il provvedimento. Allora direi Tosato, Zambon, non vedo altre mani.
Sì, buongiorno. Non le chiedo ulteriori dettagli perché poi vedremo, insomma, pubblicheremo nel dettaglio. Però una cosa, siccome avete fatto riferimento a più riprese alla sostenibilità, non solo in termini di tempo e di risorse umane, ma anche economica di questa attività, cioè, se ho ben capito, facciamo meno tamponi gratuiti per riuscire a garantire i tamponi gratuiti alle situazioni realmente bisognose di questi controlli. Che ordine di impegno economico comportano questi tamponi? Allora, grazie per la domanda perché mi permette di precisare anche un aspetto che ho tralasciato, però deriva strettamente dal commento che ho appena fatto. Quindi il senso è quello di mantenere comunque un'offerta a tutta la popolazione, però di mirare quindi l'effettuazione del tampone a tutti quei motivi in cui deve essere fatto per esigenze di natura clinica o di tutela della salute del singolo e della collettività. E tanto è vero che abbiamo sempre garantito che ci deve essere la priorità a parità di richiesta per tutti i soggetti che vengono con prescrizione medica o che devono fare il tampone per i motivi che ho detto. Per quanto riguarda l'impegno economico, io attualmente non ho i numeri qui, però possiamo impegnarci a fare una stima di quello che sta costando l'intero mantenimento della macchina dei tamponi. Io qui al momento non so dare una risposta precisa su questo. Zambon. Salve, volevo solo capire un po' meglio per invece la parte turistica a cui accennava il Presidente. Quanti Covid point rimarranno, allora, mettiamola così, la maggior parte dei cittadini che non rientrano nelle categorie per cui c'è la gratuità si rivolgeranno alle farmacie? Andiamo bene. Possono rivolgersi alle farmacie, sì, è una possibilità. Sì. Ecco, per quanto riguarda invece i turisti che devono rientrare in Germania, che si sono citati prima, quanti Covid point ci saranno gestiti quindi dalle strutture sanitarie regionali? Ci sarà fisicamente un POS? Si potrà pagare anche in contanti oppure no? Insomma, un po' di dettagli pratici. Sì, poi i dettagli attuativi sono definiti anche dalle singole aziende. Comunque quello che la Giunta ha approvato è che l'indicazione è che ci sia almeno un Covid point individuato a livello territoriale per ogni ULSS. Poi ovviamente per le ULSS a maggiore vocazione turistica, considerati i numeri che abbiamo citato prima, l'offerta sicuramente verrà ampliata con più di un punto e sicuramente, ne abbiamo parlato questa mattina in riunione, quelli già attivi e quindi verrà mantenuta questa possibilità, c'è la possibilità del pagamento digitale, senza contanti, quindi sicuramente quello è già così in molti punti. Giacomuzzo, no, avevi finito? Martina, sì, Giacomuzzo. Dottore, scusi, una precisazione pratica, chi va al Covid point dell'USL? Una volta, fino a oggi in pratica poteva andarci senza appuntamento. Questa modalità continua oppure no? Allora, l'offerta viene rimodulata, okay? Quindi sicuramente chi va non per un interesse di natura personale può presentarsi senza problemi. Adesso vediamo in fase attuativa, anche dovremo capire anche i numeri che avremo di fronte a questa settimana, perché noi abbiamo fatto una previsione che tiene conto anche di quelle centinaia di migliaia di persone che legittimamente per tornare nel proprio paese devono avere un tampone negativo. Okay? E questi sono una stima che abbiamo fatto. Vediamo nei prossimi giorni qual è l'impatto concreto e la pressione sui vari punti territoriali e quindi eventualmente interverremo per precisare o rimodulare tutto. Quindi al momento resta accesso libero? Attualmente sì, però con i criteri e le priorità che abbiamo detto prima. Parlavo di orari, certamente. Grazie. Se non ci sono altre domande ci sentiamo quando vi mando i materiali che mi fornirà il più rapidamente possibile il dottor Mongiglio. Grazie dottore. In diretta arriva.